Buongiorno e ben arrivati. Come sempre vi do il benvenuto a nome del Rotary Club Conegliano Vittorio Veneto e del Rotary Club Conegliano, gli organizzatori di questi eventi. È per noi una gioia poter introdurre oggi il primo concerto della stagione primaverile. Siamo partiti l'estate scorsa e siamo arrivati alla primavera. Ci saranno concerti per tutta la primavera, quindi chi ha piacere sa già che potrà avere concerti la domenica mattina fino a giugno, fino a tutto giugno. Per me è un piacere ringraziare la parrocchia del Duomo, Don Roberto in particolare, per l'ospitalità in questo prezioso tempio, ringraziare i nostri sponsor, ringraziare Vive TV che ci riprende in diretta e che permette a coloro che non hanno potuto essere oggi presenti di vedere e di assistere all'evento. È un piacere per me introdurre gli allievi della scuola di musica Clara Schumann, i musicisti giovanissimi, ventottenni forse, perché sono entrambi in classe 1998 e quindi probabilmente non li hanno ancora compiuti. Abbiamo Giacomo Vendrame e abbiamo Samuele Zamparo, che chiamo immediatamente a salutare il pubblico per dare inizio al concerto, al 27° concerto della nostra rassegna Concerti Meridiani.
concerto meridiano, chiamo adesso i nostri musicisti, i nostri giovani musicisti, a ritirare l'attestato che prepariamo per chi viene ad esibirsi nei concerti meridiani. Prego, chiamo dunque in ordine alfabetico Giacomo Vendrame. Applauso, e Samuele Tamparo. Io ringrazio questi giovani musicisti per averci permesso di celebrare in questo modo gioioso la Domenica in Albis, per averci permesso di iniziare la nostra stagione primaverile con tanta gioia musicale. Riempie il cuore sentire persone così giovani suonare così bene e in maniera così gioiosa. Grazie. Ecco, io ricordo il prossimo appuntamento, il 19, domenica prossima, saremo non in Duomo bensì all'ex convento di San Francesco, sala degustazioni. Si esibiranno gli allievi della scuola, una scuola che entra per la prima volta nel nostro progetto, il liceo musicale Giorgione di Castelfranco Veneto, che invierà per noi 4 musicisti, un fisarmonicista, un violinista, un percussionista e un chitarrista. Quindi sarà un concerto sicuramente interessante al quale vi prego di prendere parte. Ricordo, per chi ha piacere di sentire di nuovo musica in Duomo, che ci sarà uno splendido evento il 24 maggio, Vespri, alle 18:30, musicati. Penso che sia una cosa da non perdere, ecco, perché avremo di nuovo modo di sentire qui in Duomo musica di giovani musicisti. E ancora ricordo una cosa, è il motivo per cui facciamo questi concerti. Sapete che i concerti meridiani fanno parte di un progetto Concerti Meridiani, incentivo all'ascolto della musica ai giovani musicisti e alle scuole che li formano. Non dimentichiamo di dare il nostro contributo, il nostro supporto alla musica, ai musicisti. Ultimissima cosa, ringrazio Paola Dianello, la coordinatrice della scuola Clara Schumann, che è colei che si occupa della preparazione e dell'organizzazione di questi concerti. È pianista, ma è anche una grande amante della musica e si dà da fare affinché gli allievi della scuola possano partecipare al nostro progetto. Un ringraziamento particolare all'incoming president Lucio Gava, che è qui presente ma che oggi non ha voluto essere presente alla consegna perché purtroppo ha avuto un incidente che rende ancora più preziosa la sua presenza oggi, perché dovrebbe starsene a casa, secondo il parere del medico, ma ha voluto essere qua con noi a supportare i concerti meridiani. Grazie infinite a tutti, buona domenica in Albis e alla